Eccoci nuovamente in collegamento per il secondo tempo di Castiadas Torres 0-0 dopo i primi 45 minuti. Squadre pronte per la seconda parte della gara. La Torres che adesso attaccherà proprio sotto la nostra postazione. Tutto pronto. Non ci sono ulteriori cambi, anche se si stanno scaldando alcuni giocatori del Castiadas, però stesse formazioni rispetto agli 11 che hanno terminato il primo tempo, perché abbiamo detto c'è stato un cambio, intanto è iniziato in questo momento la sfida, c'è stato un cambio, quello della Torres con Spinola che ha preso il posto di Minutolo, infortunato. Intanto subito la Torres ruba palla e può manovrare, palla in avanti a cercare De Carolis, viene però anticipato, tiene un fallo laterale il Castiadas. Palla all'indietro per Capone, che fa girare per il capitano Carboni, per Pinna, palla in avanti a cercare Figos, in anticipato però occasione dalla zazzera Figos, palla che viene messa in fallo laterale sulla destra, a favore dei bianchi di casa. In avanti il pallone, ma c'è ben appostato la zazzera, va a cercare Bianco. Riesce a spizzare Bianco, rincorre la sfera Sarrizzu, c'è l'intervento di Pinna a mettere il pallone in fallo laterale, stavolta in favore della Torres. Pallone per la Torres, anche qui c'è stato un tocco da parte del Castiadas sul tentativo di Lauria. Ancora Bilea a cercare la testa di Spinola, trova De Carolis si libera di due di giocatori, ancora un rimpallo però che non lo favorisce, svirgola Costa ma il pallone rimane tra i piedi dei giocatori del Castiadas, c'è l'anticipo, il tentativo d'anticipo di Riccardo Pinna, si protesta in casa Castiadas per un fallo che però l'arbitro non ha visto, dunque si prosegue. Torres con Bilea, palla in avanti ancora a cercare De Carolis, questa volta è troppo lungo il lancio, il pallone che arriva tra le braccia di Forzati. È stato buono il tentativo di De Carolis che si era liberato di 3 avversari, poi però un rimpallo consentito al Castiadas di liberare. Castiadas che ora manovra sempre con Fe, Costa, su di lui c'è Bilea, ruba palla alla Torres, può partire Sarrizzu, eccolo sulla destra, va Sarrizzu, si libera anche di un avversario, ancora rincorre il pallone Sarrizzu e ottiene il calcio d'angolo, è riuscito Sarrizzu in extremis a salvare il pallone che era destinato ad uscire, bravissimo. Giocatore oggi con la fascia di capitano Stefano Sarrizzu. Va Spinola a battere questo primo corner del secondo tempo, proprio sotto la nostra postazione. Salgono anche Riccardo Pinna e Peana. Palla messa all'indietro dove però c'è il capitano, pallone che viene controllato da Spinola che è bravissimo a mettere giù, ancora un pallone in mezzo, De Carolis di testa, però è troppo debole la conclusione, facile per Forzati. Sul secondo tentativo Spinola aveva messo nuovamente il pallone in aria, era un po' indietro la sfera rispetto al corpo e De Carolis ha potuto colpire non con forza. Pallone rimesso di là, va a saltare la zazzera e poi Lauria a cercare la testa di Piga che mette però in fallo laterale, contrastato in mezzo al campo. Fallo laterale dunque per il Castiadas, pallone messo in avanti però intercetta ancora benissimo Lauria, c'è un fallo di mano perché Lauria dice ha colpito con la mano il giocatore del Castiadas, ma chiede il giallo, ma il direttore di gara a muso duro gli dice che ci pensa lui, ma il cartellino non lo tira fuori. Peana, ancora Lauria, una bella gara, ma come tutta la Torres quest'oggi Spinola contrastato, tiene palla e prova a servire ancora una volta Sarrizzu sulla destra in corsa, ma lo anticipa Costa che aveva intuito tutto. Attenzione, intanto si prosegue, dall'altra parte c'è la Torres che protesta per una... Attenzione, c'è il gol del Castiadas, la Torres protesta per un fuorigioco ma l'assistente lascia proseguire
e va in rete Mesina, incredibile. Quinto minuto, c'è il gol, un pallone scaraventato in avanti. Mesina inseguito da due giocatori rossoblù che protestano perché a loro dire c'era il fuorigioco, ma l'assistente ha lasciato proseguire. Mesina è arrivato davanti a Cancelli, solo deviato Cancelli, un pallone fortissimo che poi si è insaccato sotto la traversa. Castiadas in vantaggio 1-0 per i primi 5 minuti del secondo tempo, con la Torres che è stata costantemente in avanti e su questa ripartenza preso gol. Davvero sembra una iattura. Ancora Spinola, Lauria, la Zazzera all'indietro per Peana, pallone a cercare Sarrizzu che cercava ma non ha trovato Bianco, che prova ad andare adesso a recuperare il pallone. Castiadas che è passato in vantaggio dopo 5 minuti del corso della ripresa. Attenzione adesso, ancora Castiadas che manovra, ma c'è in anticipo Bilea. Tanto c'è un fallo, c'è un giocatore della Torres a terra e poi zoppica Bilea, colpito probabilmente, ma vediamo se ci sarà il calcio di punizione a favore dei rossoblù. Fa entrare i sanitari, l'arbitro, il signor Croce, è rimasto a terra Peana. No, non ci sarà il calcio di punizione per la Torres perché rimangono tutti lì i giocatori. Probabilmente sarà corner se non abbiamo visto male, ma siamo lontani. O forse fallo laterale, vediamo. Tanto è costretto a uscire momentaneamente Peana. Torres in questo momento in 10. Sotto di un gol arrivato qualche minuto fa, un Mesina ha approfittato di un lancio lungo e partito da solo. I giocatori rossoblù forse hanno perso tempo, che pensavano fosse nettamente in fuorigioco. Giocatore di casa. Calcio d'angolo per il Castiadas, abbiamo visto bene. Attenzione. Palla dentro e c'è il colpo di testa del Castiadas. E poi un fallo però nei confronti del giocatore rossoblù e c'è un cartellino giallo perché è rimasto a terra, vediamo chi. Colpito da Capone. La Zazzera è andato a terra, è andato a saltare la Zazzera, Capone forse una gomitata, comunque si rialza, giocatore della Torres fortunatamente. Altro giallo, stavolta all'indirizzo di Capone. Sta rientrando in questo momento, anche se sta zoppicando vistosamente, Peana. Torres che vi ricordo ha già perso minuto nel corso del primo tempo. Torres che ora deve recuperare il gol di svantaggio, palla in avanti a cercare Sarrizzu che non riesce però a mettere giù. Pallone che termina in fallo laterale. Costa ovviamente adesso rallenta un po' il ritmo, formazione di casa in vantaggio. Bilea trova De Carolis benissimo e poi però commette fallo Sarrizzu, nulla da fare, l'azione sfuma. C'è stato il tocco di De Carolis per Sarrizzu che è andato a rincorrere il pallone, è entrato in aria e l'arbitro gli ha fischiato un fallo. Calcio di punizione a favore delle Castiadas con Capone. Sembra davvero una iattura con tante occasioni per la Torres, tra cui anche una traversa, ma il pallone non è voluto entrare. Poi la prima, diciamo forse la seconda, perché la prima è arrivata alla fine del primo tempo con una bella respinta di Cancelli sul tiro di Fe, ma diciamo la prima di questo secondo tempo del Castiadas è arrivato il gol. Qua c'è un fallo di Bianco che regala un calcio di punizione sulla tre quarti per il Castiadas, che naturalmente approfitterà per mettere il pallone in mezzo all'area. Nono minuto, Castiadas 1, Torres 0. Il gol è arrivato dopo 5 minuti. L'opera di Mesina.
Attenzione adesso, questo calcio di punizione per i padroni di casa. Sono in 3, vediamo qual è la soluzione che sceglieranno. Se ne va Mesina a mettere in aria, non ci arriva, c'è il rigore a favore del Castiadas, vediamo. Sì, calcio di rigore per il Castiadas, è andato giù forse Capone. Calcio di rigore per il Castiadas, incredibile. Incredibile. Quando siamo al 9. Davvero una iattura questa. Mesina dagli 11 metri. Calcio di rigore. Mesina contro Cancelli. Ed è il gol, 2-0 Castiadas. Una partenza davvero falsa in questi primi minuti per la Torres, che subisce gol dopo 5 minuti e poi c'è il raddoppio. Sono le urla di Sarrizzu nei confronti dei suoi compagni. Torres che ha fatto benissimo fino per tutto il primo tempo, poi nella ripresa il gol dopo 5 minuti di Mesina e adesso questo calcio di rigore che porta la formazione di casa sul 2-0. La Zazzera, l'arbitro non ha avuto dubbi nel fischiare un rigore, ha visto Capone a terra, intanto De Carolis che prova a combattere, niente, va a terra De Carolis, ora fischia con qualche minuto di ritardo, intanto tensione, tutti intorno a Bianco, va a terra un giocatore del Castiaras, l'arbitro circondato, una specie di rissa incredibile, non serve tutto questo perché Torres deve recuperare 2 gol. Ancora che si discute, il direttore di gara che va a cercare di mettere pace. Saranno tutti con Bianco, non abbiamo visto il perché. Comunque il calcio di punizione è in favore della Torres. Intanto il direttore di gara chiama a sé forse i capitani, vediamo Sarrizzu. Va a parlare con Sarrizzu, c'ha un cartellino che è giallo in mano, vediamo. A tutte e due, a Pinna per il Castiaras e a Sarrizzu, 2 cartellini gialli. Calcio di punizione è in favore della Torres, sul pallone c'è Spinola, pubblico protesta. Il pallone deve essere messo in aria da Spinola, tutti in avanti, rossoblu ovviamente, Torres sotto di 2 gol, arrivati proprio nei primi 10 minuti di questa ripresa infausta per la formazione rossoblu, va Spinola, ancora non si gioca, ora sì, va Spinola. Pallone messo dentro, attenzione, ancora Torres però dall'altra parte con Piga, il pallone viene messo in fallo laterale dal giocatore del Castiaras, Torres che può ancora manovrare con Pinna, Riccardo Pinna che va a una lunga rimessa, Riccardo Pinna va a mettere il pallone in aria, palla dentro, la zazzera di testa ma allontana la difesa del Castiaras, ancora Torres prova a ripartire. Colpo di testa di De Carolis, pallone che termina tra i piedi di Spinola. Bilea recupera bene, ancora Bilea, e poi scaraventa fuori e c'è il fallo di Bilea sul numero 3, Fe. Fe ha allontanato e c'è stato però il fallo di Bilea. Comunque il calcio di punizione sarà a favore del Castiadas. Quando siamo
al 14° nel corso della ripresa. Doppietta di Mesina, gol su azione di contropiede, poi un calcio di rigore. Si riparte con questo calcio di punizione che sarà battuto da Forzati. Lunghissimo, Forzati. C'è in anticipo Peana. Calcio di punizione, dice il direttore di gara, ma non abbiamo visto il perché. Si lamenta Lauria, forse un fallo di Lauria, ma non abbiamo visto dalla nostra postazione. Ancora un calcio di punizione in favore della formazione di casa, sulla tre quarti dalla sinistra. Seguiamo, pallone messo dentro, attenzione, pericolo. C'è però il fuorigioco da parte di un giocatore del Castiaras. Dunque si ripartirà con un calcio di punizione. Forza ragazzi, bisogna subito trovare una rete per cercare di rimettere in piedi questa gara che si è complicata tantissimo con i 2 gol arrivati nel giro di 10 minuti della ripresa. Tanto va giù, calcio di punizione per la Torres, va giù Peana, colpito ma rimasto a terra. Si rialza ora, anzi non era Peana, era la Zazzera. Calcio di punizione, Lauria sulla destra per Bilea. Sarrizzu subito aggredito, riesce a mettere sulla destra per Bianco. Bianco va sul fondo, Bianco viene fischiato, sicuramente un fallo. Esatto, c'è un calcio di punizione per la Torres, fallo su Bianco dal limite proprio dell'area sulla destra. Va Sarrizzu a battere questo calcio di punizione. Forza, può essere una buona occasione per accorciare le distanze. Subito tutti in area. È andato giù Bianco proprio sulla linea laterale dell'area di rigore. Sul pallone c'è Sarrizzu. Seguiamo questa azione. Sarrizzu. C'è un cambio intanto. Non sarà effettuato adesso. Va Sarrizzu. Palla dentro. Colpo di testa a mettere ancora al centro. Poi colpo di testa di Peana. Dice che c'è un tocco di mano Peana, ma l'arbitro dice invece angolo. Protestano i rossoblù sul colpo di testa di Peana. La palla è arrivata sul fondo per l'intervento forse di Fe, ma l'arbitro ha visto un tocco regolare, dunque sarà calcio d'angolo. Intanto c'è il cambio. Fuori Piga, dentro vediamo forse Camilli, se non l'abbiamo visto male. Siamo al 17°. Camilli, sì, al posto di Piga, ancora un attaccante per la Torres. Tanto calcio d'angolo con Sarrizzu dalla bandierina. Aumenta il potenziale offensivo della Torres. Ingresso di Camilli. Palla dentro di Sarrizzu, viene respinta dalla difesa del Castiaras. E poi prova a servire in avanti Spinola, ma nulla da fare. Pallone che si perde sul fondo. 18 minuti nel corso della ripresa, Castiaras 2, Torres 0. Doppietta di Mesina, che ha messo dentro al quarto e al 10° minuto, secondo sul calcio di rigore. Non abbiamo visto sinceramente l'azione del rigore, abbiamo visto soltanto Capone per terra, l'arbitro ha indicato il dischetto, ma non abbiamo avuto modo di capire. Pallone in avanti, intanto prova la Torres, subito il pallone rimesso dal Castiaras in area, ma c'è Cancelli, fa ripartire i suoi. Torres che non perde tempo, ovviamente, sotto di 2 gol. Colpo di testa intanto di Camilli a cercare De Carolis, deve mettere in fallo laterale Capone per evitare proprio l'intervento di De Carolis. Subito arriva Pinna per la rimessa laterale, Camilli che va giù. Calcio di punizione per la Torres, fallo su Camilli.
Buona posizione, vertice destro dell'area di rigore, si possessa del pallone Spinola, vediamo se deciderà di tirare direttamente in porta o se da quella posizione servirà ai compagni. Forza. Si prepara Spinola. Siamo al 19° corso del secondo tempo. Ormai bisogna rischiare, tutto per tutto, sotto di 2 gol. Va Spinola. Prende la barriera, Spinola può ancora giocare però la Torres, attenzione, sono tutti in fuorigioco, deve aspettare Bilea. Arriva il lancio, ma è troppo lungo per tutti e ci arriva Forzati. Nulla da fare, Spinola non è riuscito a superare la barriera. Calcio di punizione che poteva essere importante, intanto palloni in avanti, arriva però Bilea. C'è un fallo forse su Bilea, ma non fischia il direttore di gara. Il pallone è messo in fallo laterale però per la Torres. Ancora Castiaras mette in fallo laterale, guadagna solo qualche metro, formazione rosso-blu, ancora con Bilea che accelera ovviamente la ripresa del gioco. Pallone che arriva nei pressi di De Carolis che cerca la manovra con Camilli. Lauria ora, Castiaras si sta difendendo con le unghie e con i denti, ovviamente forte anche di questo vantaggio, tanto De Carolis che ruba un buon pallone in mezzo al campo, poi però il servizio è difficile per Sarrizzo che non può controllare, fallo laterale per il Castiadas. Ripreso il gioco, Francesco Bianco cercava Spinola ma il pallone è stato intercettato, nulla da fare ancora. Camilli che va a lottare, un rimpallo non lo favorisce, il pallone termina tra i piedi di Forzati. Torres, l'abbiamo detto, ha avuto nel primo tempo le sue occasioni, ma anche in questa gara non le ha sfruttate al meglio, un po' per sfortuna, un po' anche per cronica. Mancanza di forse precisione, zona gol, ma è stato bravo anche Forzati in un paio di occasioni, fatto sta che però la Torres non ha segnato e poi il Castiadas l'ha punita nel secondo tempo dopo 10 minuti sotto 2-0. Si riparte, Peana, lancio lungo, cercare la corsa di Camilli, il pallone termina direttamente in fallo laterale. Ovviamente non ha fretta di riprendere il gioco il Castiadas, 22 minuti nel corso del secondo tempo. Ora riprende il gioco con Costa, intercetta però il pallone Bianco e viene messo giù Sarrizzu da un intervento di Aiana. Calcio di punizione per la Torres, vicini alla linea all'out di destra. Rimane Sarrizzu che si rialza dopo aver subito il fallo, rimane Sarrizzu sul pallone a mettere dentro. Torres è tutta nella metà campo degli avversari ovviamente. Va Sarrizzu, guardare i suoi, mettere dentro questo pallone. Colpo di testa di Peana, la girata di Spinola e la deviazione in corner. Provato Spinola a cercare la porta sulla spizzata di Peana, il pallone è stato deviato in corner. Ancora Torres in avanti. Va Spinola, palla troppo lunga di Spinola, troppo lunga, non ci arriva nessuno. Nulla da fare, non sfrutta le sue occasioni. La Torres, campo è piccolo, Spinola doveva solo metterla lì nella mischia. Si riparte da Forzati, 23esimo. Torres che ora gioca praticamente con un attacco a 4 con Spinola, De Carolis, Camilli e Sarrizzu. Tanto va Cancelli a recuperare questo pallone scaraventato in avanti dal
Castiadas prova anche lui a servire le sue punte, va a saltare Camilli, il pallone arriva a De Carolis in area, salva tutto, poi arriva Lauria, parata di Forzati, il tiro in corsa di Lauria, Forzati salva tutto, ancora Torres in avanti, ha provato Lauria che è andato a recuperare un buon pallone, va giù intanto De Carolis in area, si prosegue con Lauria che va a cercare un pallone, va giù e viene fischiato il fallo contro, ovviamente è andato giù Lauria, tirato giù dall'avversario, ma calcio di punizione in favore del Castiadas al 24esimo della ripresa. Castiadas 2, Torres 0, doppietta di Mesina. Conclusione di Lauria che è arrivato dalle retrovie, subito ha tirato bene anche in porta, ma intanto attenzione, occasione del Castiadas con Fe, ha provato il controbalzo a cercare la porta, ma il pallone è terminato fuori. Abbiamo detto conclusione di Lauria e si è fatto trovare pronto Forzati. Si riparte da Cancelli che cerca ovviamente il rilancio per i compagni, anticipato Bianco, ma c'è Peana, ancora un lancio in avanti, cercare la corsa di De Carolis, ma c'è Forzati, poi commette fallo sulla corsa De Carolis, non voleva assolutamente colpire il portiere che rimane a terra ovviamente per perdere un po' di tempo. Le urla di incitamento anche di Lauria nei confronti dei compagni. Forzati, colpo di testa di Figos che rimane a terra, tanto c'è il cartellino giallo anche nei confronti di Bilea per questo fallo su Figos. Ovviamente si perde tanto tempo per ogni fallo. Comunque segnaliamo un'altra ammonizione confronti rossoblu per Bilea, rimane a terra Figos, sarà calcio di punizione in favore del Castiadas. Formazione di casa che conduce 2-0, i gol realizzati nei primi minuti di questa ripresa, partita malissimo per la Torres che non riesce però a raddrizzare la situazione. Sul pallone Aiana, punizione poco oltre la metà campo, vediamo quale sarà la sua soluzione, pallone messo in avanti sulla destra, cerca di controllare Riccardo Pinna che va giù, c'è il fallo su di lui, ferma tutto il direttore di gara, calcio di punizione per la Torres. Stiamo avvicinando alla mezz'ora, Torres deve recuperare 2 gol di svantaggio. Pallone in avanti, va a saltare Camilli che riesce a colpire di testa e poi va giù, allontana subito il Castiadas, non corre rischi, manca, la butta proprio lontanissimo, più lontano che può. Tanto però ancora Castiadas che prova a rubare palla, ci riesce, poi recupera Peana, mette davanti per Pinna che non trova però Sarrizzu, riesce però Camilli ancora a rubare palla, trattenuto anche Camilli ma lascia proseguire il direttore di gara, pallone in mezzo a cercare De Carolis, anticipato però da Carboni, recupera palla la Zazzera per Camilli che va giù, c'è fallo su di lui, poi c'è un altro fallo anche sulla Zazzera ma l'arbitro si stava mettendo già il fischietto in bocca per il primo fallo, calcio di punizione per la Torres. 25 metri circa, posizione centrale, vediamo quale sarà la soluzione scelta dai rossoblù.
non ci avviciniamo, anzi siamo nei pressi della mezz'ora del secondo tempo. Sul pallone ci sono Spinola, Sarrizzu e Camilli. Sistema la barriera, Forzati. Probabilmente sarà Spinola a concludere, vediamo. Va Spinola, palla direttamente in rete, c'è un incredibile intervento di Forzati. Forzati che salva la porta con un intervento clamoroso, viene festeggiato ovviamente dai suoi compagni, ma era perfetta la punizione di Spinola, è andato a mettere in angolo Forzati, è stato bravissimo. Corner ancora Spinola, palla dentro! Colpo di testa di un difensore del Castiadas, se sarà ancora angolo, ha rischiato anche l'autogol. Il giocatore dei bianchi, ancora angolo, ancora Spinola. Palla dentro e ancora Forzati che salva tutto, mette il pallone dall'altra parte in calcio d'angolo. Sta salvando davvero di tutto e di più il portiere di casa. Dall'altra parte c'è Sarrizzu. Angolo di Sarrizzu, palla bassa, niente da fare, allontana la difesa del Castiadas, corre il pallone Lauria, il pallone termina in fallo laterale in favore dei rossoblù quando siamo adesso alla mezz'ora del secondo tempo. Torres che ovviamente stava spingendo, ma c'è stato un intervento davvero incredibile di Forzati sul calcio di punizione di Spinola, che era diretto proprio in porta al palo destro della porta di Forzati, ma ci è arrivato con davvero un prodigioso intervento Forzati. Spinola, anzi scusate, Lauria, che va a cercare adesso Spinola, mette giù Spinola, Camilli. Camilli va giù, ancora calcio di punizione per la Torres. Non stanno molto a guardare i giocatori del Castiadas, fermano immediatamente l'azione con dei falli. Ancora calcio di punizione, un po' più spostata sulla destra rispetto a quella di prima, distanza forse è maggiore. Comunque sul pallone ancora Spinola, va Spinola, mette al centro questa volta Spinola, deve uscire Forzati che si scontra tra l'altro con un suo giocatore e l'arbitro fischia un fallo, ma la verità il portiere si sono scontrati tra di loro, dice Camilli, in realtà è così, il portiere si è scontrato con Figos, fischia direttore di gara. Calcio di punizione per il Castiadas, 32 minuti. Nel corso della ripresa, Castiadas 2, Torres 0. Forzati si prende tutto il tempo, ovviamente. Pallone lungo, va a saltare Peana. Il fallo è fischiato contro la Torres. Anche qui avrei qualche dubbio, ma calcio di punizione in favore del Castiadas. 32 minuti nel corso della ripresa. Tanto costretto a uscire ancora Peana, toccato questa azione. Comunque il calcio di punizione è in favore del Castiadas, che intanto vuole anche effettuare un cambio, sta cercando l'assistente. Per fare il cambio. Si perde ancora molto tempo. Il cambio viene effettuato in questo momento, non riusciamo a vedere. Anzi no, il cambio è per la Torres, entra Bryukov con il numero 13, probabilmente è uscito Peana che abbiamo visto infortunato, zoppicante. Su questa azione probabilmente c'è anche il cambio per il Castiadas, sentiamo chiamare a gran voce dalla panchina. Altro cambio per la Torres dunque nel reparto difensivo, entra Bryukov al posto di Peana, intanto calcio di punizione, attenzione.
deve combattere con Sarrizzo che gli mette il pallone in calcio d'angolo, quindi corner in favore del Castiadas. Torres che deve cercare di compiere il miracolo quest'oggi. Quando siamo al 34esimo. Palla in mezzo, attenzione, riesce a colpire di testa Figo, sarà la palla termina alta. Dunque, abbiamo segnalato un altro cambio, sempre nel reparto difensivo, quest'oggi martoriato della Torres, prima l'uscita di Minutolo, poi quella di Peana, è entrato Briukov intanto a prendere il suo posto sull'out di sinistra, con Riccardo Pinna che è passato centrale a far coppia con la Zazzera. Intanto il pallone termina tra le braccia di Forzati. Passano i minuti, 10 più recupero alla fine di questa gara che la Torre sta perdendo 2-0, doppietta di Mesina. Va a saltare, qua c'è il fallo di Bilea. È andato a saltare forse col gomito alto, è andato giù, giocatore del Castiadas che giù rimane per tutto il tempo che si vuole prendere. Ci sarà comunque calcio di punizione. Torres che da qualche minuto non riesce ad essere più aggressiva come qualche minuto fa, quando ci sono state una serie di conclusioni a rete con Lauria, l'intervento di Forzati e poi ancora Forzati bravissimo sulla calcio di punizione di Spinola, che era ben indirizzato in porta, che probabilmente avrebbe riaperto la gara già qualche minuto fa. Adesso attenzione a questo calcio di punizione, Figos sul pallone, palla sulla barriera. Ancora Castiares, che ovviamente si è mosso anche da grande entusiasmo. Riesce però la Torres a recuperare palla. Calcio di punizione in favore dei rossoblù. Non vediamo nulla, ma succede qualcosa. Attenzione a Lauria che va a discutere con il direttore di gara. Calcio di punizione per la Torres, si perde ancora molto tempo, attenzione. L'arbitro va a dire qualcosa alla panchina rossoblù. Ora forse si può riprendere. Niente, si deve ribattere questo calcio di punizione. Ancora Lauria. Ora nuovamente il fischio arbitrale. Va Lauria. Palla in avanti a cercare la testa di Camilli. Pallone che arriva tra i piedi di Sarrizzo. Attenzione, Sarrizzo se la porta sul destro. La conclusione Forzati e c'è il gol della Torres con la Zazzera. Quando siamo al 37esimo. Gol della Torres che accorcia le distanze. La Zazzera sul primo tentativo, respinto ancora una volta da Forzati, benissimo. Ma è arrivato con il tapin vincente la Zazzera. Si riparte con la Torres che accorcia 2-1 sul campo del Castiadas. Forza ragazzi. Finalmente sono riusciti a sbloccarsi anche da questa assenza di gol. Persisteva da troppo tempo. 2-1 Castiadas. E ora bisogna spingere tutto quello che si può. Siamo al 37esimo, c'è ancora tempo. Palla in avanti, Sarrizzo che viene messo giù, tirata giù la maglia anche, ma ci stava anche la munizione. Calcio di punizione per la Torres. La Zazzera non ha perso tempo ovviamente per festeggiare questo gol, ha preso il pallone, ha spinto tutti ad andare a riprendere immediatamente il gioco. Calcio di punizione, Lauria sul pallone. Palla in aria, anzi non è in aria, è fuori aria, ma viene anticipato Camilli, riesce Bianco per un secondo a prendere possesso del pallone, poi però arriva Mesina, la perde fortunatamente, rimessa laterale in favore della Torres. Si riprenderà però con... Vediamo cosa è successo, forse c'è stato un tocco, non abbiamo visto, comunque la rimessa è in favore del Castiadas ora. Con Bilea che ancora mette fuori. 39esimo.
2-1, campo l'Annunziata, accorciato le distanze poco fa la Zazzera sul primo tentativo di Sarrizzu, respinto da Forzati, ma poi è arrivato il tap-in vincente di la Zazzera. Intanto colpo di testa di Bryukov ad allontanare, ancora un lancio in avanti di Bryukov, Camilli e De Carolis che tentano di prendere possesso della sfera, ci riesce invece Spinola, va Spinola sulla sinistra, Spinola prova a superare anche l'ultimo avversario ma non ci riesce, Spinola perde palla, la Torres può ripartire e lo fa Pinna. Bryukov riesce a fare un intervento sul pallone, dice il direttore di gara, per 3 volte Bryukov ferma tutto. Torres ancora in possesso della sfera con Lauria, prova a metterla davanti ma non ci riesce per l'intervento di Capone, poi libera tutto Fe che la butta in avanti senza stare a guardare se ci sono no compagni, riprende Cancelli, la Zazzera, forza ragazzi, la Zazzera a cercare De Carolis, pallone che termina tra i piedi di Lauria, poi però Castiadas ancora, bravissimo Bilea a mettere giusto pallone, poi aggredito da 2 avversari, combatte Bilea e poi ci arriva anche Bianco ma nulla da fare. Poi il tentativo di Aiana ancora messo in avanti dove non c'è più nessun giocatore del Castiadas, che sono tutti nella propria metà campo ovviamente a difendere il vantaggio, pallone in avanti della Torres, libera la difesa, prova Camilli a rubare palla a Fe, Fe riesce in qualche modo a servire il compagno che se ne va sulla sinistra, entra in area, attenzione! Attenzione, pericolosissimo ancora Mesina che ha provato un diagonale, terminato fuori. 41 minuti, corso della ripresa, Castiadas 2, Torres 1, accorciato le distanze la formazione rossoblu in questo secondo tempo, al 37esimo con la Zazzera, e ora bisogna tentarla davvero tutto di più. Spinola, prova Spinola a dialogare con De Carolis, viene però anticipato De Carolis, il pallone toccato da un giocatore rossoblu va a finire in fallo laterale. Siamo comunque nella metà campo delle Castiadas, forza, bisogna aggredire e prendere palla, colpo di testa di la Zazzera, Lauria, pallone in avanti, cercare ancora De Carolis, colpo di testa di Camilli, però è pallone che arriva direttamente a Forzati, nulla da fare. Tanto è rimasto a terra un giocatore del Castiadas. Pallone viene messo fuori da Forzati, gli alzano le gambe, non vediamo chi è rimasto a terra, giocatore dei bianchi, numero 5 Capone, si rialza. 42esimo, 2-1 sul campo l'Annunziata, tanto restituisce il pallone la Torres. Bisogna spingere in questi minuti finali, si potrà anche rischiare qualcosa, ma ormai bisogna andare a rischiare il tutto per tutto per recuperare il risultato. Bianco, Lauria ancora si batte e ribatti a centrocampo, va Camilli addirittura a prendere possesso della sfera, parte Camilli da metà campo, contrastato però, perde palla. Ancora un'azione di Mesina, questa volta c'è la Zazzera a fermare tutto. Passano i minuti, 43esimo. Torres che ha trovato il gol 37esimo. Attenzione intanto con un tentativo di Mesina. Poi il pallone che viene deviato in calcio d'angolo, quindi Castiadas che usufruisce di un'attenzione, un giallo anche per Cancelli che ha buttato via il pallone con un po' di nervosismo, ma sarà corner per la formazione di casa. Un po' di proteste dei giocatori rossoblu, non abbiamo visto bene cosa sia successo, ma probabilmente Cancelli diceva di aver salvato il pallone dal corner, l'arbitro dice invece che il pallone era in angolo.
Sarà comunque corner. Già battuto. Siamo sull'out di sinistra. Non vediamo molto, ma riesce Bianco prima a prendere palla, poi però sul rimpallo ancora i giocatori del Castiadas riescono a manovrare. Ma c'è ancora l'azione che prosegue. C'è un giallo anche per la Zazzera, non abbiamo capito perché. Giallo per la Zazzera, senza che ci sia nessun fallo, tra l'altro, non abbiamo capito, forse qualche parola di troppo. Comunque si ripartirà da Cancelli quando siamo al 44esimo. Corso di questo secondo tempo. Torres ha trovato il gol dell'1-2, ma non basta. Ancora Capone che libera Mesina. Ancora un fallo a favore dei giocatori tenuta bianca. Ci sarà anche un cambio, vediamo. Si lamentano i giocatori rossoblù. Vediamo un po' cosa succede. Sta uscendo Figos per il Castiadas. Anche lui si prende tutto il tempo quando scocca in questo momento, il 90esimo. Andiamo verso il recupero di questa gara che la Torre sta perdendo 2-1, si perde tantissimo tempo anche per questo cambio. È entrato il numero 16 Milani, anche questo ultimo acquisto del Castiadas. Attenzione intanto, calcio di punizione, battuto, va subito Milani a cercare il pallone, poi però la palla è per Bilea, prova le spinte, vanno ad aggredire i giocatori del Castiadas, ottiene però il possesso della sfera la Torres. Ancora pallone messo in fallo laterale per la Torres, arrivano 2 palloni in campo. Va la Zazzera. Ancora per Bilea, bisogna andare avanti, uscire da lì. Tirato per la maglia Sarrizzu, pallone messo in avanti, va giù De Carolis al limite dell'area. Niente da fare, non vede il direttore di gara. Pallone termina forzati. Forzati, rinvio lunghissimo, cercare i compagni, no, c'è la Zazzera e subito rimette in movimento i suoi. Va Briukov sulla sinistra, servire Spinola, riceve Spinola, Spinola in avanti per De Carolis, ma è troppo forte, troppo lungo e non ci arriva Sarrizzu perché c'è l'uscita di Forzati. Non abbiamo indicazioni del recupero perché da qui non abbiamo visto. Siamo sicuramente oltre il 90esimo, intanto va Forzati, ma immaginiamo ci sia del recupero anche per i cambi che ci sono stati. Pinna di testa, ma la butta via subito Aiana, più lontano possibile. Tanto ancora proteste tra le due panchine. Si riparte da Pinna. Pinna che va a cercare De Carolis, va giù De Carolis, questa volta fischia il direttore di gara, finalmente, perché qua c'era evidentissimo il fallo. Calcio di punizione per la Torres, tutta la Torres in avanti, rimane solo Bilea dietro, ovviamente con Cancelli, tutta in avanti la Torres. Sul pallone Sarrizzu e Spinola, vediamo. La sceglieranno di fare giocatori rossoblu, adesso sale anche Bilea, c'è proprio tutta la Torres nella metà campo del Castiadas. Sarrizzu è lui che si incarica della battuta, palla dentro ma è tra le braccia di Forzati. Termina qua, la Torres perde 2-1, una partita che dopo i primi 45 minuti sembrava essere indirizzata in favore della formazione rossoblu, che non aveva approfittato delle occasioni però avute durante la gara. E poi
Nella ripresa, dopo 3 minuti, il gol di Mesina e poi il calcio di rigore a fissare sul 2-0. La Torres è riuscita ad accorciare solo al 37esimo con la zazzera, ma non è bastato perché non ci sono state altre occasioni particolarmente pericolose, se non la conclusione di Lauria deviata da Forzati e poi il calcio di punizione di Spinola che era perfetto, ma è stato bravo anche in questo caso il numero 1 di casa. Torres sconfitta, ed è una brutta sconfitta perché era una sfida a salvezza. Torres non riesce a risollevare la propria situazione in classifica contro una sua diretta concorrente. È davvero un peccato per quello che avevamo visto e per le occasioni avute. Quest'oggi sono state tante anche come in altre circostanze, ma oggi non ha girato come appunto in altre circostanze. Dunque esce sconfitta dal campo dell'Annunziata la Torres, 2-1 le reti nel secondo tempo, tutte nel secondo tempo di Mesina, doppietta per lui e poi il gol, abbiamo detto, di La Zazzara ad accorciare le distanze che poi ha fissato poi il risultato finale sul 2-1 per il padrone di casa. Dunque termina qui il collegamento dalla comunale L'Annunziata. Grazie per averci seguito in questa diretta che abbiamo seguito in deroga proprio per dare la possibilità ai tifosi rossoblu oggi di seguire questo incontro, tifosi ai quali è stata vietata ovviamente, sapete, la trasferta, purtroppo è andata male anche oggi. Vi lasciamo e probabilmente ci sentiremo più tardi per le interviste del dopogara. Grazie nuovamente da Giulia Badanzello per averci seguito fin qui. Forza Torres sempre!